4 milioni di lavoratori. Il Reich hitleriano li voleva deportare in Germania da tutta Europa, ma anche se non riuscì mai a raggiungere l'obiettivo, furono comunque 800.000 gli operai e tecnici strappati alle famiglie. Tra loro i 1500 lavoratori genovesi rastrellati nella più grave repressione nazifascista delle lotte operaie, quella del 16 giugno 1944. 16 giugno 1944. Purtroppo ciò che temevamo si è verificato. Sono le ore 13:57. Io mi trovo nel viale di Via Armada, distante un centinaio di metri dalla portineria, quando arrivano a tutta velocità 5 camion di tedeschi, 2 si fermano in cima del viale, scendono velocemente e bloccano la portineria. Le parole che abbiamo appena ascoltato sono dell'operaio Ottonello della San Giorgio, che prefigurano quello che sta per accadere. Una delle più grosse deportazioni di operai, repressione delle lotte appunto di quei giorni a Genova, 16 giugno 1944. Erano le prime ore del pomeriggio di questo 16 giugno 1944, una giornata molto calda. All'improvviso colonne di tedeschi giungono e accerchiano 4 stabilimenti. Si trattava della SIAC di Cornigliano, della San Giorgio, della Piaggio e del cantiere navale Ansaldo di Sestri Ponente. Vengono bloccate le uscite e tutti gli operai, ma anche gli impiegati, vengono portati sui piazzali, ove si svolge una sommaria selezione tesa ad accertare lo stato fisico e l'idoneità lavorativa. Vengono messi su camion o autobus, portati allo scalo ferroviario di San Pier d'Arena e lì caricati su 43 vagoni ferroviari, e con questi 2 convogli ferroviari saranno destinati al lager di Mauthausen. I nazifascisti già dai primi di maggio volevano deportare 2000 operai da Genova per la loro industria bellica, e dopo i grandi scioperi che avevano fermato le produzioni e fatto il giro del mondo, iniziarono i primi feroci rastrellamenti il 10 giugno, irrompendo all'ansaldo meccanico di San Pier d'Arena con una spia incappucciata. Furono in 64 gli operai dell'Ansaldo che vennero deportati il 10 giugno. Deportati, vennero presi, e che all'epoca non ci si rese conto esattamente della sorte che sarebbe toccata a questi operai. La repressione esplose poi con le deportazioni del 16 giugno. Quindi una deportazione dai duplici scopi: la repressione delle manifestazioni delle lotte operaie antifasciste a Genova di tutto quel periodo, e fornire manodopera schiava alle grossi complessi industriali controllati dalle SS. Gli scioperi a Genova erano già iniziati alla fine di novembre, e i tedeschi avevano cercato, anche attraverso aumenti salariali, di contenere queste spinte rivendicative. Diciamo che gli scioperi avevano sempre un'origine di tipo economico, ma in quello specifico contesto ogni sciopero, anche di tipo economico, aveva delle chiare valenze politiche. Quindi non era accettabile che venisse interrotta la produzione bellica. Però vi era anche un altro fattore, cioè che i tedeschi avevano un grande bisogno di manodopera. Una guerra totale come fu la Seconda Guerra Mondiale, possiamo dire che si vinceva nelle fabbriche ancor prima che al fronte. Il 16 giugno, dopo che un gruppo di donne del Campasso era riuscito a raccogliere biglietti con gli indirizzi dei lavoratori sui treni, alla sosta per il cambio dei locomotori a Ronco Scrivia, il parroco partigiano Don Luciano Parodi passò ai deportati del cibo nascondendovi lime e seghetti che qualcuno usò per tentare la fuga. Arrivati a Mauthausen, gli operai genovesi vennero destinati ai campi satelliti, nelle fabbriche e aziende controllate dalle SS. Diciamo che la loro condizione era meno dura di coloro che erano internati nei cosiddetti Konzentrationslager. Questo però non toglie che patirono, come gli stessi internati nei campi di concentramento, la fame, il freddo, le malattie, e molti purtroppo non riuscirono a tornare a casa nel dopoguerra. Morirono per
gli stenti appunto nei campi destinati a questi lavoratori coatti che in tutto e per tutto possono essere assimilati a schiavi moderni. Al 70° anniversario di quel 16 giugno, Genova ha dedicato una cerimonia alla lapide sotto la pressa ex SIAC di Campi e un convegno nazionale organizzato da ISREC e provincia con sindacati, ANPI, ANED e associazione 16 giugno 1944. Il commissario Fossati ha ricordato i profondi legami ideali, umani, ma anche familiari con quelle deportazioni, perché suo zio Lorenzo, operaio della SIAC, è stato uno dei 1500. Ti viene anche un qualcosa come un nodo alla gola nel ricordare quei momenti in cui mia nonna mi disse appunto che zio Lorenzo era stato prelevato dallo stabilimento e insieme a tanti altri lavoratori e compagni di lavoro era stato deportato in Germania. È stato un momento, dico, particolare perché in quegli anni che si sono succeduti, quei mesi per meglio dire, con trepidazione cercavamo di avere notizie, soprattutto mia nonna e mia mamma, e di conseguenza al suo rientro ricordo bene impresso nella memoria quando è rientrato a casa. Erano 2 o 3 notti che la nonna si svegliava di soprassalto e mi diceva l'ariosi lo insegna. E purtroppo non era vero. Tutta la famiglia usava un fischio per comunicare dai versanti della Val Bisagno e alla fine anche Lorenzo fischiò. Quella notte lì l'ho sentita anch'io quel fischio e quando è arrivato io non ho subito riconosciuto zio Lorenzo, mia nonna sì. Tutti i parenti, si è sparsa la voce, venivano, entravano in cucina, entravano in casa e dicevano dove lo sì e nessuno lo riconosceva perché era un uomo di taglia robusta e quando è rientrato era 44 kg.